Manovra in corso, quali effetti probabili per i comuni? Beh, mi sembra ancora difficoltà, sono annunciati tagli, si parla di circa 1 miliardo e 400 milioni di euro e quindi staremo a vedere perché i dati oggettivi e veri e propri insomma non sono ancora in possesso. Credo che oggi sarà presentata nei dettagli la manovra che è stata approvata ieri. Penso che dovremo essere ancora sul fronte della richiesta insomma, di ridurre l'impatto nei confronti dei comuni, perché in questi ultimi 10 anni, in particolare negli ultimi 3, sono stati adottati provvedimenti che stanno mettendo in gravissima difficoltà gli enti locali, con tagli pesantissimi ai trasferimenti e con l'obbligo di equilibrio della spesa pubblica attraverso il patto di stabilità che ci sta mettendo in gravissima difficoltà. Io credo insomma, che il Presidente Del Rio abbia certamente molto bene sotto controllo quello che è la richiesta, la piattaforma che verrà presentata, che è stata presentata ieri nell'incontro con il Governo, con il Presidente del Consiglio. Penso che per esempio l'IMU che noi chiedevamo fosse un'imposta che partiva dal punto di vista applicativo già nel 2012 sia la condizione necessaria per darci almeno la possibilità di applicare in autonomia quella che è un'imposta comunale. L'impostazione che è stata data, almeno negli annunci, di una prospettiva di totale autonomia impositiva da parte dei comuni è quello che chiediamo. Il federalismo fiscale aveva questo dentro al proprio DNA come effetto. Certamente ci deve essere nel nostro paese, che è fatto di tante tipologie di comunità, più ricche, più povere, via dicendo, deve tener conto di un aspetto di solidarietà tra territori anche all'interno della nostra regione stessa. Però credo che la strada dell'autonomia impositiva sia quella giusta. Perfetto, grazie.